È sempre più allerta rientri positivi dalle mete di vacanza. Grecia, Malta, Croazia e Spagna entrano nella blacklist del Veneto assieme a Bulgaria e Romania. L'ordinanza regionale firmata dal governatore Luca Zaia per contrastare e monitorare il fenomeno impone l'obbligo dei tamponi. Le USL si attrezzano. Abbiamo attivato già da domani, il giorno di Ferragosto, con orario 7:13, 3 ambulatori tamponi ad accesso libero a Vicenza, ad Arzignano e a Noventa Vicentina. Tampone veloce che, per chi rientra da questi paesi in aereo o su Venezia o Verona, può essere già effettuato in aeroporto con esito pressoché immediato. Per i vacanzieri che rientrano via terra, sempre dai paesi in questione, restano due possibilità. Effettuare il tampone nel paese di vacanza 72 ore prima del rientro e comunicarlo via mail a rientro.estero@usla8.veneto.it con l'esito allegando un documento di identità oppure, se non si è fatto il test, si deve segnalare il rientro sempre via mail a sisp.vicenza@usla8.veneto.it. L'invito però è di non aspettare il rientro. Io comunque consiglierei eventualmente di prenotare, magari per i prossimi giorni, proprio per evitare assembramenti ed evitare attese all'ambulatorio tamponi. Il numero verde, lo ricordo, è l'800 277 067 e si può chiamare dalle 7 alle 14 e prenotare il tampone. Numero verde 800 277 067 già preso d'assalto nelle scorse ore e che può essere chiamato anche dall'estero. Attenzione però, per chi è rientrato da una di queste località prima del 13 agosto, le cose cambiano. L'ordinanza è solo per chi entra in territorio italiano dal giorno 13 di agosto. Chi è entrato nei giorni precedenti non è soggetto a tampone. Naturalmente, se però queste persone che arrivano in particolare da questi paesi, ma in generale dall'estero, dovessero presentare sintomi, si devono rivolgere al proprio medico di medicina generale. Per chi non arriva già con il tampone negativo in mano, deve stare in isolamento fino alla risposta all'esito del test, che comunque sarà rapido.